Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto per quanto riguarda l'informazione su friulitv.net. Sostanzialmente stabile la situazione sul Carso triestino interessato dagli incendi boschivi e a Resia Resiutta. Lo sforzo congiunto di tutte le forze in campo ha evitato l'espandersi dei fronti di fuoco. Continuiamo a lavorare senza sosta per contenere i roghi e per il loro spegnimento. Sono le parole del vice governatore con delega alla protezione civile e alla salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che continua a monitorare minuto per minuto la situazione incendi nell'area del Carso triestino e in Val Resia Resiutta. Questa mattina, nella sede regionale di Palmanova della Protezione Civile, ha preso parte in videoconferenza a una nuova riunione del Centro per il Coordinamento Soccorsi, tenutasi nella sede della Prefettura di Gorizia alla presenza del prefetto Raffaele Ricciardi e ai vertici delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e degli enti coinvolti a vario titolo, tra cui Rete Ferroviaria Italiana, SNAM, Terna e Autovie Venete. Ma restiamo in tema per dire che dopo una fase relativa a calma, nella notte stamattina l'incendio che sta interessando anche la regione del Carso nel lato sloveno si è nuovamente intensificato con i locali vigili del fuoco, i gaslici, che stanno attualmente combattendo roghi in 3 località separate. Ne dà notizia l'agenzia di stampa slovena STA. 3 paesini in Slovenia, Temince, Voješiće e Novela, sono in fase di evacuazione e l'area colpita dall'incendio ha superato i 2000 ettari, secondo quanto comunicato dai funzionari della protezione civile slovena e riferito appunto dall'agenzia di stampa. Mentre stiamo andando in onda ci segnalano anche la ripresa per quanto riguarda il rogo nella zona di Miren in Slovenia, a pochi chilometri dal confine con Gorizia. Una donna di 79 anni di Montereale Valcellina è stata azzannata al collo dal cane di famiglia, uno Staffordshire Bull Terrier di circa 1 anno. Le sue condizioni sono gravissime. L'aggressione si è verificata questa mattina intorno alle 7 all'interno dell'abitazione. In soccorso dell'anziana è intervenuto il marito che è riuscito ad allontanare l'animale e a chiamare i soccorsi. Indagini sono in corso da parte dei carabinieri della locale stazione che, su disposizione della procura di Pordenone, hanno posto sotto sequestro l'animale. La donna è stata trasferita d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Pordenone, dove è stata sottoposta a intervento chirurgico. E andiamo a chiudere con i dati del Covid. Su un totale di 8.446 tamponi e test sono state riscontrate 1.983 positività al Covid. Nel dettaglio 2.594 tamponi molecolari, 410 nuovi contagi, 5.872 test rapidi antigenici, 1.573 casi emersi. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 8 e ospedalizzati in altri reparti 289. Lo rende noto la Direzione Centrale Salute della Regione Friuli Venezia Giulia nel bollettino quotidiano. Nella giornata odierna si registrano 4 decessi. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.